È esattamente questo il punto del cavalcavia dove ieri nella notte Margherita Lotti, 30 anni di Orsago, precipita perdendo tragicamente la vita. Ma la sua non è stata una caduta accidentale, bensì l'epilogo di un drammatico incidente stradale causato da un 53enne di Conegliano ubriaco alla guida. Era l'una di notte passata e Margherita viaggiava con la sua Citroën grigia da Conegliano a San Fior quando l'auto è rimasta senza benzina. E così la giovane, accostando l'auto, azionando le quattro frecce sul ciglio di via Venezia, chiama gli amici per farsi portare del carburante. Compagni che dopo averla raggiunta si dirigono verso un vicino parcheggio per non intralciare ulteriormente la carreggiata e Margherita rimane lì sola accanto alla sua auto ed inerme al suo destino. È proprio in quel momento, infatti, che dalla stessa direzione di marcia arriva il 53enne coneglianese con un Alfa Romeo Stelvio che, tamponando accidentalmente la vettura per l'effetto violento dell'urto, spinge la giovane donna nella gola del fossato, sul letto del fiume senza acqua Cervada, a più di 20 metri dal punto dell'impatto. Per lei inutili soccorsi dei sanitari del SUAM 118 intervenuti tempestivamente insieme ai vigili del fuoco di Conegliano e l'autista della Stelvio, rimasto lievemente ferito, è risultato positivo al test alcolemico. Tratto in arresto per omicidio stradale, è stato poi rimesso in libertà a disposizione dell'autorità giudiziaria. È una tragedia duplice, la sfortuna della ragazza di doversi bloccare su questo cavalcavia, tra l'altro aiutata e soccorsa dai suoi compagni che non hanno potuto ulteriormente intervenire, e poi la malaugurata scelta di correre alla guida di un'automobile in stato di ebbrezza. La combinazione di questi due fattori ha creato questa tragedia assurda e tanto particolare che non rientra in nessuna dinamica che solitamente vediamo.